fatto tu. Allora quello ritorna qui. Quello che Allah gli diceva a Firaone, cioè gli diceva invece Musa a.s. fermati, basta con quello che dici, come tu sei Dio. Quando Allah ha portato a Musa a Faraone a dirlo a Faraone, oh Faraone basta, Musa a.s. è stata una persona grande, mashallah, cioè una forza grande, però quando ha dato lì lui aveva paura. Allah gli ha detto no, non avere paura, io sono con te. Allora basta. Se Allah è con te basta tutto. Anche se tu sei, diciamo, forse qualcuno può dire così, ma sai, se io mi trovo a un posto, diciamo, dove ci sono tanti soldi, io non posso andare senza che prenda un po'. O se io ci sono tra, diciamo, le ragazze e le donne, ma io non posso lasciare il posto così, aspetta. Se tu sei con Allah, subhanallah, Allah ti salva di tutto. È una storia anche quella che è successo a un fratello tunisiano andato a Stati Uniti a vivere. Allora, il primo mese, diciamo, lui abitava all'altopiano, cioè diciamo a 30, cioè piano 30, piano 40, trentesimo. In piano trentesimo, diciamo per esempio, lui ogni giorno si incontrava con una ragazza americana, però lui musulmano, lei non musulmana. Un giorno, 2 giorni, perché sono stati allo stesso piano e lo stesso tempo andavano al lavoro. Quello succede, si chiama coincidenza. Allora, ogni giorno. Un giorno questa ragazza, scendendo in giù, sono andati, lui prendeva la sua strada, la sua macchina, lei la sua macchina. Ha detto, ascolta ragazzo, fermati qua. Ha detto sì, però lui stava così. Dice quella ragazza, ma ascolta, io ogni giorno quando ci incontriamo sull'ascensore, io ti vedo a te sempre con la, diciamo, con la testa a bassa così, perché tu non guardi? Adesso dice questa ragazza, ma io non sono bella? Ha detto lui, io non dico che non sei bella, chi ti ha detto? Però, cioè, non voglio guardarti. Ha detto, come mai? La persona che non vuole guardare le donne ha detto sì. Lei adesso è iniziata a chiedere, ma scusa, tu chi sei? Ha detto, io sono Ahmed, sono musulmano, vengo da lì, adesso sono qua. Allora, chi ti ha detto tu di non guardarmi? Ha detto lui, ha detto Allah. Allah? Sì, Allah mi ha detto di non guardarti. Come mai? Ti ha detto proprio a me? Sì, mi ha detto proprio a te di non guardarti. Allora ha detto lei subito qua, sai cosa? Io posso venire dalla tua religione? Ha detto sì. Ha detto ashhadu an la ilaha illallah. Perché lei ha visto, cioè gli ha detto anche le parole che sono state famose, ha detto così. Siamo stati insieme all'ascensore. Ha detto così. Se tu avevi paura di non guardarmi, vuol dire che io non posso aspettare mai che tu mi puoi fare qualcosa brutta. Ha detto, io adesso vengo con te. Avete visto? Non guardare. Allora, se i sceitani ti viene, lui ti dice, vedi? Alla fine fai zina. Allora, cosa hai fatto? Tu adesso separi, diciamo, marito e moglie. Qui ha fatto una cosa, cioè una cosa brutta. Invece questo che si chiama qui in Europa, anche nel mondo non islamico, si chiama la democrazia. Anche, diciamo, nella famiglia si chiama democrazia, hurriye. Puoi fare quello che vuoi. Aspetta, cioè, perché tu fai le bugie? Gli dici ai genti che tu puoi fare tutto, democrazia, e dopo dici se qualcuno ruba va a prigione, se qualcuno fa quello, perché il prigione sia democrazia? Allora tu, cioè, fai bugie. Se era così, perché sono, diciamo, i confini ai stati? Perché sono? Invece ci stava che ognuno poteva andare. Invece di venire in Italia devi avere il permesso di soggiorno. Se non era così, cioè tutto il mondo ci stava qui. Vuol dire che c'è una cosa che si chiama la democrazia, però c'è un'altra cosa che si chiama i limiti. Adesso dipende chi sente i limiti e chi non vuole sentire, come oggi. Cioè, alhamdulillah, fino adesso abbiamo parlato con tante, ho parlato con tante cristiani, donne, anche diciamo i cristiani uomini. Una dei quelli ha detto così, ma sai, cioè, io credo a mio Dio Gesù così, perché lui mi ha lasciato di stare così, cioè, senza, diciamo,
vestiti. Senza i vestiti. Ho detto, ascolta, chi ti ha detto? Ha detto il Dio Gesù. Aspetta, hai sbagliato, cioè, non ci credo. No, io proprio servo a mio Dio così. Ha detto, sei andata alla chiesa? Ha detto no, aspetta una volta, una cosa. Tu hai visto come sono le persone alla chiesa? Ah sì, lo so, le sorelle sono i vestiti. Allora aspetta, loro sono esempio per te. Allora, cosa vuol dire la sorella che sta a chiesa tutta con il velo? Vuol dire che lei gli serve a Dio. Allora, adesso vedete qua la differenza. La differenza è che Allah cerca da noi, di tutti, diciamo quello che ha scritto all'Islam, cerca così. Voi come siete a moschea dovete essere anche fuori. Allora, questa signora che ha preso l'esempio delle sorelle, allora loro stanno a chiesa con i vestiti, però dice ma no, Dio a me mi ha lasciato andare così, vuol dire che è sbagliato, non ha lasciato così, perché sono, diciamo, le foto della Maria tutto con il velo. Adesso oggi tutto il mondo è alzato a piedi, dice, cioè sempre parla contro il velo, perché? E non vedete il vostro esempio alle chiese? Che non siamo contro niente. Allora, dobbiamo pensarci bene. Se noi non prendiamo l'esempio come non hanno preso, dopo c'è un casino. E l'ikhlas, essere sincero, come sei qui, stare anche fuori. Dopo, l'altra cosa, è l'amelu as-salihat. È l'amelu as-salihat, fare le buone opere. Subhanallah, il tempo adesso costringe, dobbiamo, subhanallah, finire presto. C'era tutto quello che volevo dirlo. Fare le buone opere è l'amel as-salih, cioè quello sappiamo tutti, come fare la preghiera, fare bene agli altri, tutte le cose. Dopo c'è un altro punto per essere come buon esempio, muwafaqatu al-amel bil-ilm. Muwafaqatu al-amel vuol dire stare d'accordo quello che tu fai con quello che dici. Allora se tu dici una cosa e non fai, vuol dire che te non puoi essere buon esempio, quello dimentichi, basta. Tu, diciamo, puoi fare, formalmente, se oggi noi conosciamo il musulmano, la barba, diciamo, è la sunna, o vesti di cose, le jalabie, adesso sì, mashallah, lui è sheikh, anche fa il sheikh, subhanallah. Però il suo comportamento, il muamela, zero. Allora non è questo non è vero, subhanallah. Muwafaqat al-amel, quello che diciamo, perché Allah ha detto una cosa, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh, voi che credete, perché dite una cosa e fate l'altro? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Dirlo una cosa e fare l'altro davanti a Allah, kabura maqtan, le parole sono dei kebair. Anche maqtan vuol dire che sono dei kebair, dei grandi peccati. Dirlo una cosa e fare l'altro sono dei grandi peccati. Allora adesso vuol dire che dobbiamo iniziare da se stesso prima, cambiarci. Quello che tu fai è giusto o non è giusto, perché come primo tu ti freghi a te, il problema è che di più frega anche gli altri. Loro tutti sanno che tu sei il nostro fratello, però fuori la moschea vai lì, tutto quello che abbiamo detto qui dico della realtà, quello che succede. Fratello musulmano sta al primo saf, sente tutto quello che dice l'imam, alla fine va a polizia e dice così. Lui ha detto questo e quello. A me non mi fa paura, subhanallah. Dirlo la verità non mi fa paura. Questo è il telefono, sì, adesso io non posso dirlo, questo è il legno, non è il telefono. No, questo è il telefono. Questa è la verità. Allah, sì, Allah. Io credo Allah, sì, credo Allah. Allora, però è una vergogna. È una vergogna stare qui insieme e dopo andare e anche il foto che già è portato al giornale. Noi adesso diciamo, ma come mai? Hanno anche fotografato la moschea? Sì, hanno fotografato la moschea, l'imam sul giornale. Però cos'è questo? Allora, chi non pensa, può dire subito sì, li ho visto a moschea, però il giornalista ha finito, non ha detto niente, cosa hanno fatto? E chi pensa bene dice, ma aspetta, cosa hanno fatto a moschea? Dopo lui, il giorno prossimo, ha venuto a moschea, ha preso il giornale e dice, ma è stata questa moschea? Sì, ha trovato la moschea, lui voleva vedere cosa succede lì. Adesso
L'altra volta, cioè di nuovo, vede l'imam, sta parlando, non succede niente. L'armi, qua non c'è niente, la pistola niente. Allora, lui, cioè perché lui pensava male, però adesso vede, ma come mai? Allora lui capisce bene la realtà cos'è, la verità, dopo lui prende quello che vuole. Cioè, se lui dice io adesso voglio l'Islam, subhanallah, dopo uno che non è musulmano si arrabbia, ma perché loro fanno così? Anche oggi che succede tutto quello, si uccidono i musulmani da tutte le parti, per cosa? Perché loro credono a Allah. E tu cosa vuoi? Tu vuoi farti sejde a te? No, non ti faccio mai la sejde, perché tu non mi hai detto niente. La vita chi mi ha dato? Tu no, niente non mi ha dato. E come posso farti le sejde? Ho detto l'esempio, quando Allah gli ha dato la vita a Adem, ha detto a Melaika che fate la sejde che io ho creato Adem. Qui finisce tutto, cioè all'inizio. Prendiamo un esempio, subhanallah. Noi oggi abbiamo, diciamo, il bisogno di guidanti, per questo Ummah.